Senza creare allarmismi, ho detto al dottor Dalben di provvedere a fare delle visite, di verificare queste segnalazioni che ci vengono date. Lo dico senza creare allarmismi perché la comunicazione in materia di vaporetti non è solo nazionale ma anche internazionale. Sul turismo a Venezia il governatore Luca Zaia interviene a 360 gradi, turismo che si muove per la città, specie a bordo di vaporetti pubblici, che a detta di un gruppo di cittadini che denuncia su Facebook l'enorme sporcizia all'interno di questi carri bestiame, con la ressa estiva diventano veri e propri covi di virus, batteri e potenziali malattie. Si vada a controllare, sottolinea Zaia, nient'altro da dire. Altrettanto ferma la reazione del governatore riguardo al cosiddetto turismo mordi e fuggi, quel genere di visitatori non esclusivi ai quali si vorrebbe far pagare un ticket giornaliero così da costringerli almeno a finanziarsi il costo della manutenzione del suolo pubblico veneziano, spesso occupato per bivaccare con sacchi a pelo, tende e merendine di fortuna portate via da casa, che insomma più che portare ricchezza in tanti dicono la portano via. Attenzione, dice Zaia, non dimentichiamo che Bill Gates venne a Venezia la prima volta in sacco a pelo per poi tornarci qualche tempo più tardi a bordo di uno yacht. Io penso che Venezia è patrimonio dell'umanità anche come visita, no? È giusto garantire a tutti la visita. Cominciare a mettere dei balzelli o degli oboli da pagare, a me sembra che non può avere un ruolo educativo. Qualcuno dice sì, ma la sporcizia è un tema di educazione e anche di grande pressione demografica. Imponiamo invece il numero chiuso, ma che sia libero e di accesso a tutti. Quindi il ragazzo senza soldi, studente, piuttosto che il miliardario, come diceva Totò, come una livella, si prenota.